sorelle. Eccomi qua! Ti faccio paura, Avete ragione! Perché sono molto pericoloso! Avete capito chi sono? Io sono uno spiritello un po' monello che vivo nei sotterranei di Napoli ed esco soltanto nella notte e posso portare bene, fortuna, soldi, ma posso anche portare miseria e guai. Sono il monacello! Vi è mai capitato che non trovate qualcosa che eravate sicuri che fosse in quel posto e non lo trovate da nessuna parte? Sono stato io! Ed è mai capitato, bella signora, di sentire come una carezza e non c'è nessuno che te l'ha fatta, sono stato io! Ed è mai capitato di non trovare del cibo che all'improvviso è scomparso o qualche piatto rotto in cucina senza che avevi sentito che fosse caduto, sono sempre io! Io sono un tipo che si diverte a fare gli scherzi, tant'è vero che quando sono in una casa si dice forse c'hanno il monacello in casa perché succedono cose strane, ma se vedo che una persona è gentile e amorevole nei miei confronti, gli faccio dei bei regali improvvisamente, potevi aprire un cassetto e trovarvi delle banconote o delle monete d'oro, oppure posso apparirvi in sogno e darvi dei numeri fortunati che giocando all'otto vi faranno diventare molto ricchi, ma posso anche sottrarre invece se vedo che le persone sono sgarbate nei miei confronti, non hanno rispetto. Mi fa piacere trovare sempre una sedia da parte per me quando esco nella notte e del cibo, ma se vi ho beneficiati, mi raccomando, non raccontate mai a nessuno di me. Potrei cambiare idea e riprendermi tutto ciò che mi avete donato. Adesso mi vedete così, rido e scherzo, ma la mia storia è talmente triste. Risale al 1425. All'epoca a Napoli regnava il duca Alfonso d'Aragona e mia madre era una donna molto giovane e innamorata. Si chiamava Caterina Frezza. Lei era figlia di un ricco mercante di stoffe, ma si innamorò di un povero garzone. Si chiamava Stefano Mariconi. Era bello Stefano, ma non era quello che i suoi genitori speravano per lei. Era povero, mentre lei, essendo di famiglia borghese, era destinato a un matrimonio con un uomo del suo stesso lignaggio. I due innamorati erano costretti a incontrarsi furtivamente nella notte, quando lui, forte del suo fisico aitante, saliva sui tetti e sotto la luce della luna si congiungeva con la sua amata. Finché, una brutta notte, i familiari di mia madre, scoperta la tresca, lo aspettarono nascosti nel buio e lo spinsero dal tetto dove lui stava per raggiungere l'amata, che si era affacciata alla finestra, pronta a confidargli il segreto più dolce, che era in attesa di me, e lo vide precipitare al fuoco. La poveretta scoppiò in una depressione così atroce che si rifugiò in convento e il frutto delle ombre, io, nacque strano, con questi grandi occhi come se fossi sempre spaventato, questo fisico minuto, rachitico. Mia madre e le suore, chiedendo la grazia alla Madonna che io guarissi, mi vestirono con questo abito da monacello. Io camminavo per le strade dove le persone, vedendomi così strano, mi riempivano di insulti, di parole cattive, di grido, di lazzi. Io fuggivo, fin quando un giorno nessuno mi vide più. Scomparve alla vista di tutti, perché ero diventato uno spirito capace di governare il destino della gente. Se indosso un cappuccio nero, posso portare carestia, miseria, malattia, ma se indosso un cappuccio rosso, posso al contrario portare fortuna, benessere, proprietà e gioia.
Stasera per voi io indosserò un cappuccio dal colore rosso sgargiante, perché a tutti voi voglio dire che ci sarà soltanto